Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Finita ad Amsterdam la latitanza di Gioacchino Bonarrigo, 33 anni, di 5 Frondi, ritenuto elemento di spicco della cosca Bellocco di Rosarno. Destinatario di mandato d'arresto europeo dal 2016, deve scontare anche 2 anni di reclusione per armi e ricettazione. Per spostarsi da un paese europeo all'altro utilizzava ben 5 false identità. L'uomo è stato rintracciato, ammanettato dai carabinieri di Reggio Calabria e dalla polizia olandese. Sentiamo. Era latitante dal 2011 Gioacchino Bonarrigo, 33 anni, di 5 Frondi, ritenuto elemento di spicco della cosca Bellocco di Rosarno. Nel luglio di 6 anni fa riuscì ad evadere dai domiciliari, da allora era attivamente ricercato. Adesso la sua latitanza è finita ad Amsterdam. Un complesso lavoro di intelligence ha consentito ai carabinieri del reparto operativo di Reggio Calabria, del gruppo di Gioia Tauro e alla polizia olandese di rintracciarlo in un centralissimo quartiere di Amsterdam. La polizia olandese e carabinieri di Reggio lo hanno pedinato, quindi per Bonarrigo sono scattate le manette mentre si trovava per strada. Utilizzava false generalità, ben 5, per muoversi in vari paesi della comunità europea. Quando è stato bloccato dalla polizia olandese ha tentato di negare la propria identità esibendo un documento falso. Quando però ha visto che c'erano anche i carabinieri ha capito che fingere era inutile e così si è arreso. Nella piana di Gioia Tauro Gioacchino Bonarrigo è conosciuto come lo Zingaro, ma nonostante la giovane età è ritenuto dagli inquirenti un esponente di rilievo della cosca Bellocco. È accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Destinatario di mandato di arresto europeo dal 2016, deve scontare anche 2 anni e 19 giorni di reclusione per armi e ricettazione. Da un anno le ricerche per scovare il latitante si sono intensificate. I carabinieri sono riusciti a scovarne le tracce in diversi paesi d'Europa. Bonarrigo si sentiva probabilmente molto sicuro. Grazie ai documenti falsi di cui disponeva, si muoveva facilmente da una città all'altra, ma la base era Amsterdam. La città olandese veniva visitata spesso inoltre da amici e familiari del latitante. Così, proprio su Amsterdam si sono concentrate le attenzioni degli inquirenti. Mirati controlli hanno consentito ai carabinieri di individuare Bonarrigo. Così è scattato il blitz che ha messo fine alla fuga del giovane boss di 5 Frondi. Il latitante è stato condotto davanti al procuratore di Amsterdam. Si attende adesso la decisione del tribunale della città olandese sulla sua estradizione in Italia.